Pierfrancesco Pavoni, vincitore della gara dei 100 metri, cerca di doppiare sulla distanza doppia. Dovrà vedersela con Ricciardi della Libertas Napoli prima corsia, con Bongiorni della Propatria Posana Milano, con Floris, secondo 900 mi pare, della Spedia Cagliari, 21-16 quest'anno, con Catalano del gruppo sportivo Fiamme Gialle, poi con Bosi delle Fiamme Euro Padova, con Ro delle Fiamme Euro Padova e Gorla, John Gorla della Propatria Osama Milano. Ecco inquadrato Pierfrancesco Pavoni, mentre vediamo il risultato ufficiale dei 1500 metri donne, gara vinta da Munerotto, Rosanna Munerotto, in 4:16:40, davanti alla Monteni, terza la Tauceri, quarta la Rea. Per quanto concerne la gara del Giavellotto, nessuna novità, sempre al comando la Vidotto con 51,60, davanti alla privatista italiana Quintavalla, seconda con 51,14 e poi la Matteli 50,48. C'è da sottolineare che nella specialità del Giavellotto c'è stato il risultato clamoroso di ieri di Petra Felke, che ha stabilito il nuovo primato mondiale con 78,90. Il frattempo c'è da rettificare l'ordine d'arrivo del 1500, non era la Munerotto ma la Monteni che ha vinto. Ci hanno portato un po' il errato e poi è stato corretto. Ma andiamo ai 200 metri, Pavoni in sesta corsia, personale di 20,49, 20,64, ecco inquadrato, è partito in questo momento, ripetiamo in sesta corsia, ecco vedete Pierfrancesco Pavoni che sembra disporre di un potenziale nettamente superiore a quello degli altri concorrenti, gli oppone una certa resistenza in Catalano in quarta corsia, poi rinviene in terza Floris, Pavoni vince davanti a Floris, Catalano e Bosi, 20,59 per il vincitore Pierfrancesco Pavoni, che ha vinto 2 volte nei 100 metri, cioè 3 volte nei 100 metri, e si aggiudica per la prima volta la gara dei 200 metri. Rivediamo la vittoria di Pierfrancesco Pavoni, mentre segnala la lotta per la conquista della seconda posizione sembra spuntare la Floris dell'Esperia Cagliari, impegnato però alla spalla da Catalano e della maglia verde e da Bosi, ma sembra questa immagine confermare il secondo posto, c'è pure un soffio di Floris davanti a Catalano e Bosi. Ripetiamo il risultato: 20,59 per Pierfrancesco Pavoni, che stabilisce così il primato stagionale italiano, un vento contrario di 0,20 cm al secondo.